La manifestazione di sabato pomeriggio a Oderzo è organizzata dai movimenti civici Oderzo Sicura, Cittadini Uniti e Oderzo Futura. Ha l'obiettivo di segnalare alle autorità e al signor prefetto la contrarietà della città di Oderzo, ma anche dei cittadini del comprensorio Opitergino Mottense, all'inserimento dei migranti nell'ex caserma Zanusso. L'obiettivo è avere il trasferimento della caserma Zanusso dal demanio alla città di Oderzo, al comune di Oderzo, per essere utilizzata a fini di sviluppo della nostra comunità. Diciamo no ai migranti nella caserma Zanusso perché non vogliamo creare un ghetto all'interno della nostra bella città con danni evidenti alla comunità stessa, ma anche con pregiudizio per chi arriva, in quanto non è la soluzione migliore per l'integrazione. Piuttosto pensiamo alla integrazione, all'accoglienza come ce l'ha proposta il Santo Padre, e cioè di una famiglia per ogni parrocchia, per ogni comunità. Ecco, creare un ghetto lo crediamo che veramente sia una cosa di pregiudizio alla loro dignità, alla nostra sicurezza, e quindi è da evitare. Abbiamo invitato anche il sindaco di Oderzo e i sindaci dei comuni dell'Opitergino Mottense. Speriamo che la popolazione aderisca in massa, che ci sia veramente una bella partecipazione, soprattutto una partecipazione pacifica e così molto molto numerosa.